Bentrovati amici, oggi parliamo di un argomento molto delicato, parliamo delle cure palliative, delle cure per dare sollievo a persone che sono gravemente malate. È un argomento che interessa non solo le persone che stanno vivendo in questo momento una malattia terminale, ma anche chi sta accanto a questi pazienti, mi riferisco ai familiari, ai cosiddetti caregiver, quindi cure palliative. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Squillaci, che è il responsabile delle cure palliative dell'ASP di Catania, un dirigente medico. Cure palliative, pallium in latino significa mantello, protezione. Ecco, sono quelle cure che tendono a dare sollievo, dare dignità al malato, ma lo spiegherà ancora meglio il dottor Squillaci, quindi quando si entra in questo ambito delle cure palliative. Come lei benissimo ha detto, palliative sta per pallium, non per palliative come spesso nell'edizione normale diciamo palliative perché non servono a nulla. Al contrario, le cure palliative entrano proprio in un'assistenza proprio particolare per malati complessi, difficili, dove la speranza di vita purtroppo non è molto lunga. Le terapie non funzionano più, non hanno più capacità proprio di portare alla guarigione del malato. E proprio il termine pallium, proprio mantello, sta proprio per avvolgere, la sensazione di avvolgere, dare calore, dare affetto, dare amicizia, dare sollievo al paziente che si trova in una situazione clinica abbastanza complessa e ha bisogno veramente di un sostegno, non solo lui, ma di tutto il suo nucleo familiare. Spesso noi incontriamo famiglie anziane, ma incontriamo anche famiglie di persone giovani che, colpite a volte da malattie oncologiche molto, molto serie, sono coinvolte anche in minori, che vedono il loro padre, la loro madre che va perdendo man mano la loro speranza di vita. E sono delle situazioni veramente toccanti dal punto di vista proprio umano, dal punto di vista affettivo, quando siamo a contatto con queste famiglie. Dottore, cosa può fare l'ASP? Ecco, quali sono i rimedi? Come si fa a contattare l'ASP? Ecco, ci sono delle scelte ad un certo punto quando si ha a che fare con una malattia molto grave, un familiare che sta soffrendo, ecco, curarlo a casa, continuare ad assisterlo nel suo ambiente domestico, oppure sappiamo che negli ospedali ci sono questi famosi reparti definiti hospice. Ecco, sono scelte molto complicate, molto difficili, anche dolorose. Ecco, chi invece decide di assistere il proprio familiare a casa, cosa può fare, cosa può ottenere, quali sono i rimedi, gli strumenti, i servizi che l'ASP di Catania, ma un po' tutte immagino le ASP, possono mettere a disposizione di queste persone? Ormai le cure palliative sono una tipologia di assistenza che da circa 20 anni, da oltre 20 anni è presente nel nostro territorio. È un'assistenza che viene affidata, come noi, come l'azienda sanitaria, affidata esternata alle cosiddette enti del terzo settore, che sono delle 3 associazioni ONLUS, li possiamo dire in nominativi, così perché non sono l'ANDAF, la SAMO e la SAMOT Catania, che si occupano proprio dei pazienti che hanno un'assistenza a domicilio. Ovviamente l'assistenza di norma viene gestita da questa associazione, ma la partenza unica è dal proprio medico curante o dal medico curante oppure dai medici ospedalieri che attivano una procedura di dimissione protetta proprio nel tentativo di proteggere il paziente nella continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio. Ma ci sono anche situazioni, come giustamente lei ha detto, situazioni che sono a volte difficili da assistere a casa. Il domicilio spesso non rappresenta il luogo ideale per molti pazienti, specialmente quando non abbiamo un valido caregiver, o per quanto riguarda situazioni clinicamente difficili da trattare che necessitano di un ricovero presso strutture di assistenza proprio per malati
cosiddette incurabili, chiamate proprio, sono gli hospice. Noi abbiamo la fortuna di avere due hospice per adulte, uno è all'ospedale Garibaldi Inesima e un altro abbiamo anche all'hospice a Caltagirone. Quest'ultimo è proprio della nostra azienda sanitaria. Oltre all'hospice per adulte abbiamo anche un hospice pediatrico che è sempre all'ospedale Garibaldi, proprio anche per minori e per bambini che soffrono di malattie incurabili che necessitano di assistenza. Stiamo parlando, come vedete, di argomenti molto dolorosi e spiacevoli, ma è anche utile sapere cosa si può fare. Ecco, il termine cura. Intanto cercheremo di entrare adesso nel dettaglio in cosa consistono in realtà queste cure. Vi ricordo il nostro numero di telefono 342 7455 005, con un messaggio potete rivolgere una domanda al dottor Squillaci. È con noi, l'ho invitata anche una medico palliativista, si chiama così, le do il benvenuto, è la dottoressa Roberta Bevilacqua. Dottoressa, in cosa consiste? Come ci si può mettere in contatto, ma soprattutto cosa può fare un medico palliativista? Palliativista, scusate, il termine, quella è un'altra cosa. Palliativista, un medico palliativista, cosa può fare? Va a casa e trova giustamente una situazione molto complessa, difficile, familiari addolorati, un paziente che soffre tantissimo, ecco. In che modo lei e i suoi colleghi, ecco, entrando nella casa di una persona che è in queste condizioni, cosa fate all'inizio? Come vi prendete cura del paziente? Allora, la prima cosa da fare al domicilio è capire le esigenze del paziente. Intanto sicuramente la presa in carico, valutare che piano assistenziale abbiamo bisogno, cioè che figure devono essere attivate. L'ASP ovviamente su una prima valutazione della documentazione, del colloquio con i familiari che vengono in ufficio, fanno un piano assistenziale di base. Successivamente al domicilio valutiamo quali sono le vere esigenze. Ovviamente siamo davanti a pazienti critici dove la situazione può cambiare in qualsiasi momento, siamo davanti a persone disperate, presenza ovviamente di bambini, perché l'assistenza purtroppo può capitare a chiunque di trovarsi in serie difficoltà. Ovviamente il medico palliativista diventa nell'ultimo periodo del percorso una figura di riferimento. È la persona che chiamano perché hanno paura anche di somministrare qualsiasi farmaco, perché sono pazienti che hanno terapie, sono pazienti che sono abituati anche a fare terapie, però nell'ultimo periodo si ha paura di tutto, cioè si ha paura anche di somministrare farmaci che hanno sempre assunto. Sicuramente poi c'è la difficoltà del caregiver anche davanti al dolore, che non è semplice, la paura più importante è che il parente soffra e quindi ne si deve prendere in carico a 360 gradi. Sicuramente l'assistenza è medico ed infermieristica, ma anche sociosanitaria, perché i pazienti ci sono delle problematiche che solo chi va al domicilio può effettivamente mettere in evidenza. Valutando così solo tramite la documentazione, questo non si può valutare, no? L'ambiente anche in cui vive il paziente. Ecco, ma c'è solo un medico che va a casa e aggiusta la terapia o comunque somministra dei farmaci contro il dolore, oppure c'è un fisioterapista, una psicologa? Dico, ci sono diverse figure, lo chiedo al dottore Squillaci, ci sono diverse figure oltre al medico? Allora, le equipe nell'associazione sono costituite essenzialmente da tutte le figure che lei ha già nominato, quindi c'è dal medico che abbia un'esperienza nel campo delle cure palliative, un infermiere, un fisioterapista, un assistente sociale, un psicologo e anche un assistente spirituale, proprio perché queste figure girano attorno al malato e intorno al nucleo familiare affinché possano alleviare quello che è la cosa più importante, la sofferenza.
Infatti le cure palliative sono le cure per gestire, per abbattere la sofferenza di questi malati. E questo è il motivo per cui queste equipe tra di loro si organizzano, è un'equipe che funziona in modo quasi autonomo all'interno della paziente, dove già l'ASP ha dato un input, ha dato già un mandato a questa associazione affinché possano gestire al meglio questi pazienti. Quindi diciamo che la prima fase è quella, chiaramente il medico deve capire un po' quali sono le esigenze, lo diceva la dottoressa Bevilacqua, dice innanzitutto andiamo a casa del paziente e cerchiamo di capire quali sono le esigenze, quali sono i farmaci che bisogna somministrare. Diciamo, nella prima fase l'ASP, il nostro nucleo di valutazione per le cure palliative, che ricordo ne esiste una nell'area metropolitana gestita anche da me, da questo servizio, e poi le cure palliative sono distribuite in tutti i distretti dell'ASP di Catania, fanno un colloquio preliminare per capire un po' i problemi, i bisogni della paziente, che già sono stati presentati dal medico curante o dal medico ospedaliero. Questo colloquio è importante per capire i bisogni del paziente, per capire i bisogni e le necessità, per sapere anche chi assiste questo paziente a casa, se ci sono dei minori, se c'è una famiglia presente, perché in questo caso diversamente si devono prendere delle decisioni diverse. E l'ASP fa un primo piano di assistenza che rappresenta il primo input che dà all'associazione scelta liberamente dal paziente di dare assistenza al domicilio. Ecco, stanno arrivando già le prime domande. Intanto, quando vanno chieste le cure palliative e poi chi le deve richiedere? Cioè, chiaramente i familiari devono essere un po' indirizzati, è il medico di base, l'oncologo. Innanzitutto, quando? Qual è il momento in cui dice questa è la fase delle cure palliative? Lo chiedo al dottor Squilasci, lo chiedo anche alla dottoressa Bevilacqua. Allora, le cure palliative normalmente vengono richieste dal medico curante, perché è il medico che è il responsabile clinico del paziente a domicilio, o dal medico ospedaliero qualora il paziente si trova ricoverato in ospedale. Ma possono anche, come succede spesso da noi, venire i pazienti già dimessi dall'ospedale col foglio di dimissione, capire che c'è un'esigenza di importanza di questa per entrare all'interno delle cure palliative e vengono da noi direttamente col foglio di dimissione. Poi saremo noi che successivamente visiteremo il medico curante che deve essere a conoscenza delle condizioni del suo paziente e di cosa sta facendo l'ASP per il suo assistito. Chi decide le cure palliative? Quali sono i momenti? Normalmente si tratta tutte delle malattie che non si portano a guarigione. Le cure palliative sono nate primariamente per le malattie oncologiche, ma successivamente con la legge 38 del 2010 le cure palliative sono estese a tutti i pazienti che hanno una condizione di grave insufficienza d'organo, cioè quanto già gli organi principali, il cuore, il fegato, i polmoni, i reni non hanno più possibilità di dare una spinta migliore per migliorare la vita e per prolungare la vita. Quindi quando la terapia già è in una fase che non va più bene. In questo caso le cure palliative possono essere richieste da qualunque medico specialista, ma anche a volte delle associazioni di volontariato che si occupano anche che girano attorno a queste associazioni per poter dare un aiuto alle famiglie. Possono essere benissimo richieste, sarà poi l'unità di valutazione poi darà un giudizio più o meno positivo o meno per l'inserimento nelle cure palliative. Dottoressa Bevilacqua, quindi abbiamo detto che c'è un'equipe, entra in gioco anche lo psicologo, il fisioterapista, insomma in base a quelle che sono le esigenze. Ma quando il paziente muore, ecco, la famiglia viene lasciata a se stessa, non c'è più un accompagnamento, cosa accade? C'è una visita di lutto che è prevista da parte dell'assistenza. La visita di lutto, sì. Cioè un colloquio. Perché ovviamente noi abbiamo accompagnato, ma le dico che poi a un certo punto c'è anche un'affettività pure della famiglia, degli operatori verso la famiglia, no? E quindi viene anche spontaneo, anche se nel piano assistenziale è previsto, però
instaurano dei rapporti molto importanti nel fine vita e viene spontaneo anche andare a casa della famiglia. Certo. Io dico sempre, è una cosa strana, lo dico da medico palliativista, e anche noi in parte elaboriamo un lutto, perché dopo che tu sei andata una volta a settimana, a seconda delle esigenze, 2 volte a casa della famiglia, magari per un paio di mesi, anche noi in parte ci dobbiamo come operatori ristabilizzare, perché anche noi viviamo in parte un lutto. Non è semplice. Come giustamente vuole dire la dottoressa Bevilacqua, siente una situazione di empatia anche con il paziente e con tutta la famiglia, dove si rimane a volte legata da un punto di vista anche affettivo e amichevole, anche oltre l'assistenza che si dà a queste famiglie. Questo grazie anche all'ottima collaborazione che ci sono con tutti gli operatori, con l'ASP e con le famiglie che sono sempre vicine e pronte a dare un supporto ai bisogni del paziente. Ecco, magari capiremo ancora meglio come funziona, nel senso quando per esempio ci sono le visite, se si possono chiedere anche un momento extra, quando immagino lo stato di ansia che hanno i familiari, i pazienti, quando magari vedono che c'è qualcosa che sta precipitando o un dolore che diventa più acuto, ecco, si può chiedere, oppure c'è standard alla visita settimanale o bisettimanale, oppure al momento si può chiedere un supporto. L'assistenza è continuativa per 24 ore, le associazioni garantiscono una reperibilità H24 in base a tutti i bisogni del paziente che possono nascere, a volte anche per anche un colloquio telefonico con il medico, con lo psicologo per tranquillizzare lo stato di ansia. Come giustamente si diceva, l'ansia veramente è padrone in queste cose, la depressione, a volte sentirsi soli, sulla solitudine, queste sono delle motivi per cui si deve evitare di andare in queste forme di ambascia e di solitudine quando si è affetti da malattie molto serie, non solo severe per l'età, ma anche per la progressione delle malattie che sono sempre più chiaramente più gravi. Ecco, adesso magari è il momento di capire meglio, perché esiste anche l'assistenza domiciliare, ma c'è differenza e adesso magari lo capiremo meglio. Intanto vi ricordo il nostro numero, che è il 342 7455 005, facciamo una brevissima pausa, poi continueremo a parlare con il dottor Bevilacqua e con il dottor Squillaci delle cure palliative, e capiremo la differenza fra l'assistenza domiciliare, anche quella si può richiedere all'ASP in certe situazioni, e le cure palliative, anche queste attivate dai servizi che l'ASP eroga ai pazienti e ai familiari dei pazienti che stanno vivendo un momento molto, molto grave. Andiamo in pubblicità e poi, dottore, spiegheremo la differenza. Intanto potete mandare un messaggio, ecco, alcune persone stanno telefonando, invece mandate un messaggio con la vostra richiesta, poche righe, e i dottori medici, gli specialisti che abbiamo in studio e collegati certamente risponderanno alle vostre domande. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci, stiamo parlando delle cure palliative e ci stavamo anche soffermando su quella che è la differenza con l'assistenza domiciliare integrata. Dottore Squillaci, c'è differenza fra le due? Allora, l'assistenza domiciliare rappresenta l'elemento principale, cioè l'assistenza principale per le cure palliative, perché tutti i malati, anziani o non, vorrebbero morire nel proprio letto. Un'alternativa chiaramente all'assistenza domiciliare potrebbe essere quello di un ricovero presso gli hospice. Chiaramente questo succede principalmente per due motivi: o quando non abbiamo
un caregiver, una famiglia che è pronta ad accettare un'assistenza domiciliare perché non se la sente psicologicamente. No, ma l'assistenza domiciliare, dottore, la interrompo, immagino che sia anche quella che si può richiedere quando c'è una rottura di un femore o qualcosa, per cui c'è un fisioterapista, ecco, non è diciamo esattamente quella delle cure palliative. Le cure palliative prevedono la presenza di alcuni specialisti a casa, ma sono nell'ambito di malattie gravissime per le quali non c'è più speranza di vita, mentre l'assistenza domiciliare è quella che si può attivare quando c'è una situazione temporanea di difficoltà o comunque un paziente anziano che ha bisogno, non so, il fisioterapista 2 o 3 volte la settimana perché magari deve fare un po' di riabilitazione. Ecco, la domanda è quella. L'assistenza domiciliare, che noi definiamo come termine di ADI, assistenza domiciliare integrata, è rivolta a tutti i pazienti che hanno perso temporaneamente o permanentemente la propria autonomia, quindi per una frattura di femore, per un'ischemia cerebrale che gli ha causato una difficoltà della deambulazione, questa è fondamentale. Questi chiaramente vengono attivati sempre dall'ASP, è un nucleo di valutazione, si chiama unità valutativa multidimensionale, perché effettuando una visita globale del paziente cercano di capire quali sono i problemi e i bisogni del paziente e dare subito delle soluzioni. Le soluzioni vengono date attraverso uno strumento che noi chiamiamo piano di assistenza individualizzato, dove le ditte a cui noi affidiamo questa assistenza loro sono pronti ad accettare e a risolvere le soluzioni. Quando invece c'è un malato oncologico, è diciamo, come dire, il caso più comune, più diffuso, ma stiamo parlando anche di malattie invalidanti per le quali la prognosi è infausta, cioè c'è un'aspettativa di vita molto breve. Ecco, se non c'è una persona, un familiare che può assisterlo a casa, ma questo paziente vuole morire nel suo letto e a casa, ecco, c'è una figura che potrebbe sostituire, oppure questa persona è costretta ad andare in un hospice, quindi in un ospedale, finire lì i suoi giorni? Lo chiedo anche alla dottoressa Bevilacqua. Si cerca in tutti i modi possibili poter mantenere il paziente a casa, anche facendo leva sui familiari più lontani, più vicini, anche interessando anche i servizi sociali del comune per poter fare in modo che il desiderio del paziente è quello di morire proprio nel suo letto, si fa tutto il possibile di accontentarlo. Io un po' la incalzo perché abbiamo veramente una manciata di minuti e vorrei che anche la dottoressa Bevilacqua rispondesse. Ecco, dottoressa, abbiamo parlato di tutte le figure professionali, sono appunto... Potrei aggiungere una cosa alla domanda che lei ha fatto, perché succede che i pazienti sono soli o comunque non hanno diciamo, una situazione familiare agevole. È anche vero però che un paziente critico terminale al domicilio da solo non può stare, quindi necessita per forza un medico, un infermiere, di un caregiver di riferimento, perché se il paziente si sente male non può comunicare con nessuno, cioè, non si può accettare un'assistenza dove non c'è nessuno che aiuti. Stiamo parlando di pazienti critici terminali. Certo. Come fa ad attivare un'assistenza se non ha nessuno che chiama mentre lui sta male? Certo. Semplicemente, banalmente, anche quella chiamata che ha detto il dottore Squillaci, no? Che magari io posso risolvere telefonicamente una cosa che sembra insormontabile, no? Ma se nessuno mi chiama, se lui sta male, io come so che il paziente sta male? O semplicemente se il paziente si sente male al domicilio, io vado, nessuno mi può aprire la porta. Chiarissimo, dottoressa, è veramente molto chiaro. Vi invito ad essere ancora più sintetici perché voglio dare spazio alle persone che stanno scrivendo ed è giusto cercare di soddisfare tutte le loro curiosità, domande e anche osservazioni. Allora, c'è un signore che ci scrive: io ho vissuto la morte di mia moglie dopo 2 mesi di cure palliative, non ho avuto nessun sostegno da parte dell'associazione e neanche i miei figli, quindi sta emergendo una necessità, cioè le persone
che perdono un familiare devono chiaramente elaborare il loro lutto, però ecco, qui è una domanda che resta senza risposta, certo. perché l'ASP chiaramente è un servizio sanitario che si occupa in questo caso dei malati terminali, e quindi purtroppo i familiari restano. Alla dottoressa Bevilacqua ci ha detto: noi facciamo una visita di lutto, ma è come l'amico che va a trovare il familiare che ha perso una persona cara, mi dispiace, c'è l'abbraccio, c'è quello, ma poi più di là non si può andare, cioè il servizio sanitario ho capito che non garantisce null'altro. Ecco, e poi ci possono essere anche delle criticità. Abbiamo detto che ci sono diverse cooperative, associazioni che hanno questo rapporto con l'ASP, questo mandato. Ecco, se qualcuno, abbiamo detto che ci sono delle figure professionali, oltre al medico, lo psicologo, il fisioterapista, eccetera. Se qualcuno di voi invece vede che non sono state tutte presenti, ma non è probabilmente, dottoressa Bevilacqua, lo chiedo anche a lei, non in tutti i casi è necessario il fisioterapista o lo psicologo, no, immagino. Cioè, tutto dipende da quelle che sono le necessità, immagino. A volte sono le stesse... Anche... Prego, dottoressa. Sì, no, ci sono anche delle condizioni in cui è sconsigliata la figura del fisioterapista. Lei parlava che i pazienti oncologici sono ovviamente la maggior quantità. Pazienti oncologici con rischio frattura, il fisioterapista non si può attivare. Per questo la valutazione medica assistenziale, perché deve valutare cosa si può fare. Tutti pensano che i pazienti si debbano alzare, no? Ma il problema è che dobbiamo stare attenti anche a non fare ulteriori danni. Giusto, mi sembra un'osservazione così logica che appunto è condivisibile, insomma. Stiamo parlando delle figure, quelle che poi necessitano, non è che tutte devono essere presenti a casa di un malato e dei suoi familiari. Posso aggiungere una cosa? Certo, poi qualcuno dice che queste cure la stanno facendo soffrire lo stesso, è un'altra persona che sta assistendo, una persona che sta soffrendo molto. Ecco, le cure palliative tendono molto anche a diminuire il dolore, ma lo possono del tutto cancellare. Qualcuno ci chiede: ma si può guarire? Stiamo parlando purtroppo di situazioni in cui non si può guarire, almeno la medicina sinora. Ci sono delle situazioni in cui si può migliorare la qualità della vita. Si cerca di migliorare la qualità della vita il più possibile. Si cerca anche di accompagnare il paziente al passagglo alla morte, però tenendo conto sempre che i familiari che rimangono, che lo assistono, devono essere anche sopportati. A questo punto io posso dire sulle criticità. Vedete che l'ASP, tutti i telespettatori, l'ASP è sempre pronta ad accettare qualunque critica, qualunque consiglio che possono venire per migliorare proprio il servizio di questo. Certo. Mi farebbe molto piacere che c'è un sito, quello dell'ASP, dove ci sono dei numeri di telefono, delle mail che si possono mandare. Ecco, se qualcosa non va, che voi capite che insomma avete qualcosa da recriminare, potete sicuramente farlo presente. Purtroppo ci continuano a scrivere, in questo momento sta ricevendo le cure palliative una ragazza di appena 24 anni e giustamente dice: ma si può morire, perché si deve morire a questa età? Purtroppo lo sappiamo bene. Soprattutto i tumori sono in aumento, è diminuita anche la fascia di età di persone che si ammalano. C'è chi per fortuna riesce a guarire, ci sono le cure, molti tipi di cancro presi in tempo riescono veramente ad essere totalmente debellati, non se ne, come dire, il paziente se lo può anche dopo tanti anni dimenticare. Però ci sono dei casi in cui purtroppo non c'è nulla da fare. La medicina ancora deve fare tanti passi avanti, così come la ricerca e così come anche, secondo me, l'assistenza, perché tutto si può migliorare in campo sanitario. Sappiamo come la nostra sanità arranca in tante situazioni. Io ringrazio il dottor Squillaci, perché il nostro tempo è proprio finito. Grazie. Dottoressa Bevilacqua, se voleva dire proprio flash un'ultima cosa, glielo consento, ma
e poi dobbiamo proprio chiudere. Grazie per l'opportunità, perché questo diciamo, serve anche ad entrare a casa della gente, chi è in difficoltà può iniziare anche un percorso che lo possa aiutare. Che lo possa aiutare. Purtroppo Beh. si fa quello che si riesce a fare, ecco, perché qui abbiamo la testimonianza di qualcuno che ci scrive, però sta continuando a soffrire, quindi eliminare il più possibile la sofferenza del paziente e anche dei familiari per quello che si può fare. Grazie dottor Squillace ancora, grazie alla dottoressa Bevilacqua, grazie alla regia che ha consentito questa nostra trasmissione e grazie ovviamente a voi che ci avete seguito fino a qui. Alla prossima.